vediamo questo tutorial. Me l'hanno chiesto in tanti, ma ci sono miliardi di versioni comunque. Però me l'hanno chiesto, lo faccio, almeno la prima parte. Mettete subito il mi piace, tac tac tac, così insomma cresciamo. Allora, completo le corde, ho fatto fare un lavoro al ponticello, quindi la sto. Allora, quindi barré sul, mettetelo fino al quarto, fino alla quarta corda, se riuscite tutto, ma vi consiglio fino alla quarta corda, e poi col terzo dito, quarta corda, settimo tasto. Pollice, indice, medio, anulare, quindi quarta, terza, seconda, prima. Quindi il primo passo è 1, seconda, mantenete il barré, il 3 passa al 2, quindi dal settimo va al sesto tasto sulla quarta, e col mignolo prendete la prima corda, settimo tasto, quindi dovete fare primo, insieme quarta e prima, seconda, terza, quindi è poi settimo, ottava e quarta insieme, però quindi dal settimo tasto si va all'ottavo sulla prima corda, invece sulla quarta corda dal sesto si va al quinto, quindi sono dei passaggi cromatici, quindi è lentamente, seconda, terza, prima, di nuovo insieme, quarta e prima, l'arpeggio qui è sempre uguale, quarta prima insieme, seconda, terza, e qui fate una specie di si minore settima, però prendete la quarta che è suonata con questo fa diesis, quindi non colpa, cioè il barré sì, ma non è suonata la quinta ma la quarta, quindi quarta, il barré, così, è come un si minore settima, quindi fa major 7, quindi quarta corda terzo, terza corda secondo, seconda corda primo, prima corda vuoto, quindi quinta corda, secondo tasto col sia vuoto, e poi la minore insieme, poi basso, la quinta corda, ottavo sulla quinta, settimo sulla quinta e da capo.